Giorgio Caria. Prova? Si sente? Fantastico. Bene, tanto grazie Silvano di dare sempre a me, a Mara della Furima, la possibilità di parlare al pubblico, qui di affrontare argomenti che sono ritenuti normalmente, tu che sei un ufologo di lunga data, quindi un vecchio lupo di mare, capitano del lungo corso, sai bene che socialmente l'ambito del nostro studio e della nostra ricerca è considerato, quando va bene, un hobby, una passione. Non è considerato assolutamente una materia seria che abbia attinenza col concreto e col quotidiano. Non è così. Non è così perché al di là di tanti aspetti che concernono l'ufologia, che non è una scienza, l'ufologia è un tema che racchiude tutte le scienze del nostro mondo. Perché dico questo? Perché l'ufologia si occupa dello studio di oggetti volanti non identificati. E il termine con cui ci si rivolge quando si parla di UFO è credi agli UFO, giusto? Ah, ma tu ci credi agli UFO? Allora, questo crea una strana condizione che misteriosamente non è mai analizzata in maniera critica da noi stessi. Allora, di solito la parola credo si riferisce a qualche cosa che oggettivamente non ha un riscontro, invece qui siamo in presenza di oggetti, quindi già il credo con l'oggetto non va bene, perché se c'è un oggetto che vola, l'oggetto in quanto tale ricade per forza di cose sotto l'attenzione dei nostri 5 sensi. È un oggetto, quindi ricade in uno dei nostri 5 sensi, quindi non si crede a qualcosa che ricade nei nostri 5 sensi, la si studia perché diventa un oggetto di studio, in quanto la scienza per antonomasia è il tentativo dell'essere umano di comprendere la realtà oggettiva, quindi la scienza si occupa di studiare ciò che è sconosciuto oggettivamente, cioè l'oggetto sconosciuto è il tema di studio della scienza. Quindi quando uno scienziato mi dice questa cosa non è possibile, quello non è uno scienziato, quello è un delinquente e non è uno scienziato, è uno che ci sta mentendo, perché uno scienziato che non è Dio, lo scienziato non ha scoperto tutto, lo scienziato è semplicemente una persona come noi, che fa tutte le cose che facciamo noi dal punto di vista fisiologico, semplicemente si dedica allo studio di un qualche cosa per comprenderla. Quindi l'oggetto volante non identificato non può essere analizzato da un credo. Il credo è una forma di cristallizzazione nel tempo, di paralisi che non ci porta a niente nella vita, non è un atteggiamento scientifico. Quindi dirci credo agli UFO è una forma in cui noi manifestiamo palesemente la nostra stupidità, cioè la nostra incapacità di essere indipendenti dal punto di vista cerebrale e di accorgerci che la frase che noi stiamo dicendo, e stando bene attenti di non ammettere che noi ci crediamo, perché se no quello pensa che sono scemo, che credo nelle cose stupide, non accorgendoci invece che facciamo la figura degli imbecilli, degli stupidi, perché la risposta o la domanda, meglio dire, corretta sarebbe: tu hai informazioni o prove scientificamente valide che gli oggetti volanti non identificati, visto che sono oggetti, visto che sono volanti, visto che sono visti da milioni di persone, che cosa sono? Invece la parola credo, che viene usata ai 4 angoli del pianeta, è una sofisticatissima manipolazione delle nostre menti attraverso la paura del ridicolo, che ci mette in una condizione di stasi perenne, addirittura se ci spostiamo su altre tematiche tipo la religione, generando persino delle guerre, quindi degli stermini. Quindi la parola credo nel termine ufologico è una assoluta idiozia, ma una straordinaria arma di distrazione di massa che ha paralizzato la nostra personalità in una condizione di assoluta idiozia,
facendoci permanere in uno stato di paralisi e non ponendoci domande serie: chi sono, perché vengono e che cosa vogliono. Perché questa è la domanda. Ho detto che l'ufologia non è una scienza perché una volta che io ho stabilito che l'oggetto esiste, perché esistono le prove testimoniali, esistono le prove strumentali, esistono tutte le prove scientifiche e ne esistono a tonnellate, ma non le conosciamo perché noi o crediamo o non crediamo, ma non facciamo ricerca. Cioè non sviluppiamo un'esperienza diretta dell'oggetto preso in considerazione al limite, visto che siete qui e stiamo parlando di ufologia, dalla nostra intuizione interiore che quella cosa lì in qualche modo ci attrae ed è importante, quindi ci crediamo. E l'atteggiamento che abbiamo però, visto che siamo aggrediti dalla società incredula, è quella di difenderci acquisendo, fagocitando in continuazione elementi che confermino che il nostro credo è corretto. Ma rimane un credo, cioè non ci fa fare un passo, non ci porta a chiederci perché questo oggetto che vola nel cielo, che quindi è un oggetto tecnologico sviluppato da una scienza, progettato da un ingegnere aerospaziale, in cui c'è un pilota che ha fatto la scuola di volo, in cui c'è una fabbrica che ha costruito l'UFO, cioè l'ufologia è una tematica che racchiude tutte le scienze perché deve l'ufologia comprendere la società che ha mandato quell'oggetto. Ed è la risposta che dovrebbe dare la scienza, perché ormai le prove che gli oggetti volanti non identificati esistono, che gli oggetti volanti non identificati sono navicelle extraterrestri, potremmo riempire questo teatro di prove, di documenti militari, di testimonianze di astronauti, di testimonianze di persone comuni che hanno visto, eccetera, eccetera, eccetera. Ma noi, con questa ansia continua della conferma di ogni documento, di ogni avvistamento, di vedere sempre l'oggetto, non andiamo né avanti né indietro in questa condizione. Perché questo? Perché noi viviamo continuamente nella paura. Ho apprezzato molto l'esperimento che ha fatto Marina, non so se è ancora in sala qui, Marina, comunque l'esperimento, grazie Marina, è un esperimento molto interessante che ha dimostrato che noi, che comunque stiamo molto meglio di questi poveretti che ci ha mostrato Andrea, io sono stato in tanti posti grazie al mestiere di documentarista che faccio, e quando entro in questi ambiti di persona, quindi lo tocco con mano, lo vedo con i miei occhi, quindi è una realtà oggettiva, non è un'immagine che passa su uno schermo, vi giuro che tante volte mi viene da svenire, mi devo appoggiare un attimo al muro, aspettare che la vertigine passi, ma non svengo per gli odori perché c'è puzza, svengo per la tremenda consapevolezza che quelle persone da quella condizione non usciranno mai. Non hanno nessuna possibilità di emancipazione in nessun senso, né economico, né culturale, né sociale, né alimentare, né medico. Vivranno sempre nella cacca, vivranno sempre nella fame, vivranno sempre nell'ignoranza. Quindi fa differenza, ve lo assicuro, vedere il filmato o andarci di persona. Dicevo, viviamo nella paura. Perché viviamo nella paura? Perché noi deleghiamo sempre a qualcuno la conferma di ciò che in qualche modo ricade nella nostra attrazione, di ciò che ci piace. Noi viviamo nella paura. Perché viviamo nella paura? È una bella domanda a cui poter dare una risposta. Noi viviamo nella paura perché noi, esseri vivi, spiriti eterni incarnati, non sappiamo un accidente di nulla di noi stessi. Non sappiamo perché siamo nati, parlo in termini scientifici e non di credo. Noi non abbiamo prove scientifiche, a parte situazioni di ricercatori o mistici che hanno avuto esperienze dirette, ma parlando della massa, noi siamo un branco di ignoranti che viviamo una vita di cui non sappiamo nulla. Non sappiamo, dicevo, perché nasciamo, lo sappiamo biologicamente, ma le cause della biologia non lo sappiamo. Fate una semplice domanda a un qualsiasi medico, ai più grandi luminari della scienza: avete presente l'ovulo fecondato, quando iniziano le cellule a sdoppiarsi, no? Ce l'avete presente tutti? Penso che l'abbiate vista, è una palletta, giusto? L'ovulo fecondato è una sfera, sì o no? Ci siete?
Oh, sentiamoci. È una sfera. Voi chiedete a un qualsiasi luminare, chi dà gli angoli? Chi li dà? Chi gli dice alla cellula che sta sulla punta del naso che deve smettere di crescere perché è sulla punta del naso e quindi per non inciampare quando si cammina è meglio che il naso rimanga di quelle dimensioni? Chi glielo dice? Non lo sanno, non vi sanno rispondere. Esistono tonnellate di volumi pieni di paroloni difficili che non vogliono dire nulla, sono semplicemente nomi latini, greci o che cavolo ne so io, il nome dello scopritore di qualcosa che era evidente. Ad esempio c'è un foruncolo, forunculus, e poi c'è un giù, ma che vuol dire? Lo sapevo che c'è un foruncolo, mi spieghi la causa? Non si sa. Non si sa mai la causa, quindi noi non sappiamo la causa dell'elettricità, sappiamo che esiste, ma quale sia la causa non la sappiamo. Sappiamo che c'è la vita, ma non sappiamo qual è la causa della vita. Della vita addirittura, mentre dell'elettricità abbiamo scoperto delle formule matematiche ben precise con cui addirittura costruiamo tecnologie, della vita non sappiamo nulla. Pensiamo, anzi la scienza ci dice che la vita è un caso. Ma domanda, se c'è una legge matematica chiamata attrazione di gravità che descrive in termini numerici perfettamente la caduta di un foglio piegato per terra, è possibile che non esiste una legge ancora più sofisticata che spieghi chi siamo noi, che siamo la cosa più complessa che esista sulla faccia della terra? Talmente siamo complessi che la scienza sta ancora cercando di capire e non hanno grandi risultati cosa siamo noi dal punto di vista biologico. Infatti la medicina, mentre la medicina cresce, no, va avanti nel tempo, aumentano le malattie. Ma scusa, dovrebbero diminuire se la medicina avanza. Se le malattie aumentano, evidentemente c'è qualcosa che non quadra. Quindi ci illudono e ci ingannano che hanno capito, ma in realtà non hanno capito, perché l'effetto non è quello desiderato. Perché se la medicina deve curare, qualcuno mi spieghi perché le malattie aumentano. C'è qualcosa che non quadra. Quindi, in una condizione di assoluta ignoranza, dove noi non sappiamo perché viviamo, non sappiamo quali sono le leggi che governano la nostra vita, non sappiamo perché si muore, non sappiamo, ripeto sempre in termini di certezza scientifica, cosa c'è dopo la morte. Anche lì siamo nel campo del credo. Ma scusa, se noi siamo esseri viventi, oggettivi, ci sarà un'oggettività anche nello studio della morte, ci deve essere per forza, visto che si muore. Quindi noi, non avendo tutte queste risposte, non siamo in grado di dirigere e progettare la nostra vita in termini di certezze. Andiamo a tentativi, è un tiro di dadi, speriamo che ci vada bene, se c'ho culo mi va bene, se no pazienza, è andata male. Ma non è possibile che sia così la vita, perché questo genera paura. Quindi noi abbiamo bisogno di cosa? Di conoscenza. La paura elimina la conoscenza, perché quando io ho studiato e devo affrontare il compito in classe, io non ho paura perché ho in mano la conoscenza della materia nel quale verrò esaminato. Invece c'è tutto un sistema di potere che è un po' il padrone dell'allevamento delle bestie, infatti veniamo chiamati noi dai grandi padroni dell'umanità cuccioli d'animale, ci chiamano, non ci chiamano esseri umani e non lo siamo. Non so se voi sappiate ad esempio che nel diritto marittimo quando ci imbarchiamo in una nave siamo merce da stivare, non siamo persone, siamo merce da stivare. Quindi bisogna che noi un attimo disancoriamo la nostra attenzione dai parametri, dei valori della vita che ci sono stati forniti, che sono successo, carriera, denaro, sicurezze materiali, e incominciamo a chiederci chi siamo, cosa siamo e dove andiamo. Quando troveremo queste risposte e conosceremo le leggi che governano queste risposte, noi non avremo più paura, perché scopriremo finalmente che l'amore è un qualche cosa che obbedisce a una legge. Volete amore? Sapete come funzioniamo noi normalmente? Lo sappiamo tutti. Devo trovare qualcuno che risolva e colmi il mio bisogno d'amore. Sbagliato, l'amore non funziona così. L'amore funziona, devo trovare qualcuno a cui dare amore che ne ha bisogno. Il vettore è stato invertito.
Il vettore non deve essere verso di noi perché noi siamo piccoli, il vettore deve essere verso l'esterno e voi vedrete e scoprirete che nel momento che vi dedicate, perché tutti noi in quanto esistenti, siccome siamo figli dell'amore, tutti noi saremo in grado di amare e fare quello che hanno fatto Andrea e Chiara, se decidiamo di farlo, di sacrificare un poco del nostro benessere superfluo e dedicarlo a qualcuno che non ha manco l'indispensabile. Questo ci riempirà d'amore. Questo ci farà trovare persone che si innamoreranno di noi, ma fino a che noi siamo lì a lamentarci penosamente, chiedendo o sperando che arrivi una ragazza o un ragazzo a cui rapinare la vita per incastrarla nella nostra vita in modo che la nostra necessità di amore o di sesso venga colmata, non funzionerà. E la prova dov'è? Nelle nostre vite. Perché se io guardo la società e vedo l'evolversi di una coppia, dov'è la passione, l'attrazione che ci ha fatto mettere insieme quando eravamo fidanzatini dopo 30 anni, 40 anni, 50 anni? Dov'è finita? Perché anche il mondo benestante che gode e sta bene nella materia non ha il problema della fame, ma di fatto è un oceano di sofferenza, è un oceano di paura, è un oceano di sospetto, di freddezza. È la verità o non è la verità che la nostra società è così? Cioè ha perso l'amore, abbiamo la pancia piena, ci ammaliamo per troppo cibo, ma viviamo costantemente nella paura di tutto, paura delle tasse, paura di perdere i soldi, paura di perdere la casa, paura di perdere la moglie o il marito. Ma perché questo? Perché siamo ignoranti, non abbiamo nessuna certezza scientifica di come funzioniamo e vi assicuro, siccome sono un ricercatore e me ne sono andati a cercare queste cose, che questa situazione è ragionata, progettata e messa in piedi a tavolino. Noi sappiamo un sacco di cose, ma siamo di fatto ignoranti delle cose più importanti anche della nostra vita occidentale. Un esempio, non sappiamo come funzionano i soldi. Sappiamo solo che non bastano mai, o che più ne abbiamo e più ne vorremmo. Ma perché c'è il debito pubblico? Il fatto che i soldi abbiano un interesse, che cosa provocano? Qualcuno ci ha fatto mai vedere come vengono spesi i soldi delle nostre tasse? Qualcuno ci ha chiesto il permesso di spendere 70 milioni di euro al giorno dei nostri soldi per stare nella NATO? Noi paghiamo per stare nella NATO, 70 milioni di euro al giorno dei nostri soldi. Qualcuno vi ha chiesto il permesso, quando siamo andati in Europa, di svendere la nostra sovranità monetaria e metterla in mano alla BCE, una ditta privata che vende denaro, che costa niente, un foglio da 500 euro costa in termini di valore della materia prima e di lavoro costerà 50 centesimi. Bene, ci viene prestato al valore nominale di 500 euro più gli interessi. Ora vi faccio un esempio, mettiamoci nella condizione zero. Questo è il primo foglio di 500 euro che viene stampato, non ce ne sono altri in giro, la lira è sparita. Bene, la BCE stampa un foglio di 500 euro, a lei costa 50 centesimi. La BCE fa un passaggio di mano, lo dà alle banche, agli istituti bancari dell'alta finanza al tasso dell'1%. Gli istituti finanziari lo passano agli istituti, adesso non mi ricordo il nome tecnico, lo passano alle banche commerciali, quelle di cui ci serviamo noi, e va al 4%. Va bene? Dove sono i soldi degli interessi? 500 euro più gli interessi. Dove sono i soldi per gli interessi, se questo è l'unico biglietto che esiste? Dove sono? Mi rispondete? Virtuali. No, non ci sono. Non esistono. I soldi degli interessi non esisteranno mai. Non sono ancora stati stampati. No, tesoro mio, ogni biglietto che viene stampato è gravato di interesse, quindi l'interesse è sempre una cifra che non verrà mai restituita perché non esiste. Quindi il debito pubblico è una creazione artificiale di schiavitù. Sapete perché non ce ne accorgiamo? Perché si scatena una battaglia sociale tra noi dove io per pagare gli interessi sui miei 500 euro lo devo prendere a qualcuno. Questo crea disoccupazione e fallimento delle società, perché qualcuno rimane col cerino acceso, perché i soldi per pagare
tutti gli interessi non esisteranno mai, perché ogni foglio, ogni moneta che viene generata fisicamente o virtualmente è gravata di interesse, quindi non ci sono. Se domani il mondo pagasse tutto il debito, sparirebbe il denaro dalla circolazione e tutto l'interesse sui soldi esistenti non si potrebbe pagare, resterebbe invariato, perché noi alla BCE gli dobbiamo restituire i 500 euro più gli interessi, ma i soldi per gli interessi non li hanno mai stampati e non verranno mai stampati. Ecco, noi non sappiamo come funziona il denaro e siamo sotto una pesantissima truffa dove ci stanno rubando tutto, perché c'è un piano dei grandi potentati europei di distruggere l'Italia e gli italiani perché hanno paura di noi. E questo processo si è scatenato nel 1970 ed ha avuto il picco definitivo nel 92 con l'incontro sul panfilo della regina Elisabetta Britannia, attraccato in acque internazionali al limitare delle acque italiane, dove c'erano Mario Draghi e Romano Prodi e altra gente. Vi suonano familiari questi nomi? Allora, noi stiamo subendo una truffa terrificante e ci stanno eliminando, perché nel 1970 l'Italia supera economicamente l'Inghilterra. Ciò era intollerabile. Hanno ucciso Mattei, hanno ucciso Aldo Moro, hanno impedito al Partito Comunista Italiano, l'unico, io non sono comunista, ma è stato l'unico partito dove il popolo aveva realmente voce in capitolo. L'hanno fatto a pezzi chi? La CIA, infiltrando le Brigate Rosse. Noi non sappiamo un fico secco di tutto questo. Pensiamo di sapere un sacco di cose, ma in realtà sono le sole cose che il sistema vuole che sappiamo, cioè un cumulo di cazzate e di menzogne. Perché vi faccio tutto questo discorso in ambito ufologico? Perché queste società che ci visitano ci dicono: oh figlioli, sveglia, vi dovete svegliare perché vi stanno facendo a pezzi. Grazie. Dico, vi stanno facendo, ma io non sono fuori, io sono dentro. Ci stanno facendo a pezzi, attraverso che cosa? La conoscenza che loro hanno, perché loro, avendo i soldi in mano e quei soldi della nostra vita ne fanno quello che vogliono, ci fanno, sapete la ruota del criceto? Fateci caso, noi lavoriamo 8 ore al giorno per avere in mano, quindi prostituzione della nostra vita, del nostro tempo, che è il bene più prezioso che abbiamo. La nostra manifestazione è tra nascita e morte. Noi nasciamo e moriamo, quindi il bene più prezioso non è nemmeno la salute, è il tempo, perché il nostro tempo è finito. La morte ci è stata rimossa dalla nostra consapevolezza, noi moriamo, amici, tutti. Tra 150 anni, facciamo 200, dei 7 miliardi di esseri viventi adesso sul pianeta, compresi quelli che stanno nascendo, saranno morti tutti. Noi non possiamo non prendere in considerazione che cos'è la morte, perché è un fatto che ci accomuna tutti, dal barbone o dal povero bimbo pararoiano ai Rothschild, ai Rockefeller, ai DuPont, a questi assassini che governano il mondo, compresi la politica corrotta italiana, dove Matteo Renzi è un altro dei grandi criminali, o se non lo vogliamo chiamare criminale, comunque di un altro di quelli aggregati al gruppo di traditori che stanno facendo a pezzi l'Italia. E il terzo presidente del Consiglio non eletto da noi. Ma com'è che noi tolleriamo un governo dove la Corte Costituzionale ha detto a parole chiare che è illegittimo? L'ha detto, lo sapete questa notizia? Che aspettiamo? Quindi perché non lo facciamo? Perché viviamo nella paura. Viviamo nella paura perché non abbiamo conoscenza, perché se noi oggi, tra 5 minuti, grazie a una scoperta scientifica, avessimo un'esperienza diretta, perché la verità può essere solo realizzata attraverso un'esperienza diretta, non può essere solo l'enunciazione di qualcuno, fosse esso il Papa, uno scienziato, un grande generale. La verità è un'esperienza che tu puoi realizzare, che noi possiamo realizzare solo attraverso un'esperienza diretta e personale. Come mangiare un cibo. Ha voglia spiegarti quanto era bello il pollo arrosto che mi sono mangiato ieri? Lo dovete assaggiare voi con la vostra bocca, assaporare, se no non la saprete mai la verità su quel sapore e su quel cibo. Così è la verità.
Quindi deve essere un'esperienza diretta, ecco perché ci tengono paralizzati dentro i credo. I credo non vanno né avanti né indietro, sei fermo nel tempo, ci credo o non ci credo, al massimo fai a cazzotti con il vicino di casa perché lui non ci crede. Ma oltre a questo non succede nulla. Quindi noi siamo dentro un'enorme trappola mentale dove le nostre vite contano zero e sono manipolate da grandi assassini dell'umanità che fanno scempio delle nostre vite e di quella dei nostri figli. Ci fanno lavorare 8 ore al giorno su un lavoro che magari non ci piace per avere i soldi e poi hanno inventato il passatempo. Così noi i soldi che prendiamo dal lavoro, dopo aver mangiato, esserci scaldati e vestiti, glieli ridiamo attraverso il passatempo che è sempre in mano loro. E noi, tutta la vita, la ruota del cricetto a girare come loro hanno deciso, senza sapere di fatto mai dati certi su cosa siamo noi. Su che cos'è l'esistenza, su che cos'è lo spirito, perché esiste la vita, qual è lo scopo del fatto che esiste l'essere umano e la creazione, a che serve? Per avere la pelliccia, la macchina nuova, la bella casa? No, questi sono dettagli che attengono al corpo fisico, ma siccome il corpo fisico nasce e muore e noi siamo qualcosa di più nobile e grandioso del robot che usiamo, il robottino che usiamo per interagire nello spazio-tempo, noi siamo qualcosa di più prezioso, di più fantastico, ma non lo sappiamo, ce l'hanno nascosta questa verità, ma ce l'hanno nascosta perché noi attraverso il nostro egoismo, la nostra indifferenza e il nostro disamore, perché queste cose le sappiamo, viviamo nella paura. Paghiamo le tasse e non chiediamo il rendiconto di come i soldi nostri sono spesi. No, io te le do le tasse, ma io voglio vedere carta canta come li hai spesi i soldi. Io metto i soldi in banca e poi la BNL investe in armi. No, non sono d'accordo. Io sono pacifista, non voglio che si facciano le guerre. Allora i soldi, se tu li investi in armi, se io ti deposito i soldi in banca, tu mi devi firmare un foglio dove mi garantisci che non investirai i miei soldi in armi, se no non te li do. Noi non lo facciamo mai tutto questo. Quindi di fatto pensiamo di sapere tante cose, ma in realtà non sappiamo nulla. Sono cose futili. Noi non abbiamo in mano la nostra vita, quindi queste società che ci visitano, che hanno una scienza dello spirito, cioè che spiega scientificamente che cos'è l'anima, che cos'è lo spirito, che cos'è la vita, che cos'è Dio, vengono a suonarci una sveglia perché i grandi dominatori dell'umanità sono degli assassini, serial killer, psicopatici e stanno facendo a pezzi palesemente, perché lo dice la nostra scienza, non solo scempio della nostra vita, non solo scempio dell'Italia, ma stanno facendo scempio del pianeta. E siamo in una situazione in cui gli scienziati hanno già detto irreversibile. Quindi l'umanità in questo momento, se non c'è un intervento di un potere superiore, è tecnicamente estinta, cioè non c'è futuro. L'anno scorso, a fine anno, 1500 scienziati dell'ONU, che sono stati incaricati dal segretario generale delle Nazioni Unite di dare una risposta certa e definitiva sullo stato del pianeta, hanno detto abbiamo circa 10 anni, dopodiché il pianeta muore, cioè i sistemi biologici cessano di riprodursi. Eppure sono uscite queste notizie sui giornali, ma noi non ci facciamo mai caso, perché siamo presi da altri interessi e da altre priorità che hanno messo loro nelle nostre teste. Non sono priorità vere, sono priorità che hanno messo loro. Noi non le discutiamo mai le priorità. Paga le tasse, sì, devo pagare le tasse, non posso più pagare le tasse. E muoio. Ma scusa. Cioè, se io do soldi a qualcuno voglio sapere come li spende. Non glielo chiediamo mai. Questi sono lì su quella sede, fanno come gli pare, si allenano con chi vogliono. Sapete che la maggior parte dei nostri politici sono dei Bilderberg, sono dell'Aspen Institute, della Trilateral Commission, tutta gente che sta creando una feroce dittatura mondiale sulla nostra pelle, cioè sono dei parassiti che non producono nulla. Loro non metteranno mai le mani realmente a produrre un bene reale. Cosa gestiscono loro? Le nostre vite attraverso le menzogne e il sistema del denaro, che è la più gigantesca truffa della storia dell'umanità.
Noi oggi, grazie alle nuove tecnologie, produciamo per unità di tempo 100 volte più che per gli anni 60 e lavoriamo il doppio, perché negli anni 60 un operaio manteneva tutta la famiglia e mandava i figli a scuola, pagava tutto. Oggi lavoriamo in 2 e non basta, ci possiamo permettere 1, massimo 2 figli. Prima le famiglie erano di 4 figli e stavano bene. Quindi è in atto da decenni la più grande rapina della storia dell'umanità sulla nostra pelle, grazie alla nostra ignoranza fondata sulla nostra stupidità e sulla nostra indifferenza di non porci domande serie su chi siamo, su dove andiamo, sul perché esistiamo. Cioè noi siamo l'unico elettrodomestico che c'è sul mercato che non ha un libretto delle istruzioni. È una cosa allucinante. È un paradosso che io mi ci sbatterei la testa sul muro e dico: ma è possibile che i miei fratelli esseri umani non si pongano queste domande? Siamo esseri esistenti in vita, è possibile che non ci interessi sapere perché esistiamo? Qual è lo scopo della vita? Perché se lo scopo della vita che noi abbiamo dato come priorità non è quello che pensiamo, quando moriamo può essere che ci rimaniamo molto male, che restiamo molto delusi di renderci conto lì che il calcio, i vestiti, la bella casa, il cibo in abbondanza non erano i valori primari, ma in realtà noi abbiamo alimentato una macchina materiale, ma il pilota che stava dentro è rimasto arso di sete e affamato e smunto e smagrito, perché non è mai stato alimentato. È come un sub che tutta la vita dedica la sua attenzione alla muta perché gli serve per andare sott'acqua, ma lui deperisce, perde i denti, i capelli, si riduce a una cosa inguardabile perché tutta la sua attenzione era focalizzata sulla sua muta. Noi questo facciamo, noi non dedichiamo mai realmente un solo secondo a noi spirito intelligenza. Io ho vestito dei miei parenti morti da poco, quindi erano ancora caldi, non erano nel rigor mortis, dicevo: ma cosa manca? 5 minuti fa mi parlava, adesso è lì uguale, chimicamente non è cambiato nulla, biologicamente è sempre lo stesso, ma il cuore non batte più, non c'è circolazione, non mi risponde, non sbatte gli occhi. Che è cambiato? Cosa è cambiato? Poi lo vado a pesare, gli mancano 21 grammi. Ma nessuno gli ha preso qualcosa, nessuno gli ha tagliato un pezzetto di culo, non gli manca nulla. Quel corpo così l'abbiamo messo sul letto, morente, così è rimasto. Cos'erano questi 21 grammi che sono spariti? Ci hanno fatto pure un film qualche anno fa. L'eterico, non è l'anima, è l'eterico. L'eterico è l'interfaccia dimensionale che collega il corpo fisico all'anima, che è collegata dopo allo spirito, che è l'unica cosa vera che esista, cioè noi siamo spirito, intelligenza. Quando parliamo di spirito è l'io so, io sono. Siamo l'unica entità vivente nel mondo che dice io sono. Nessuna, non lo dicono i sassi, non lo dicono gli alberi, tantomeno lo dicono gli animali, nemmeno quelli più simili all'uomo. Massimo il pappagallo. Io sono! Ma non ha la consapevolezza di se stesso. Scimmiotta i suoni che noi emettiamo, ma non ha l'io sono. Possibile che questo io sono sia il frutto del caso? Possibile che una macchina così perfetta, dotata di antenne a onde scalari, dicesi DNA, che trasmette secondo onde di biofotoni, nel quale esistono nel corpo umano trasmettitori a temperatura ambiente senza resistenza, superconduttori, la scienza ancora non ce la fa a farli. Li fanno portando alla temperatura di meno 270 gradi dell'azoto liquido. Nel corpo l'elettricità scorre senza resistenza in canali specifici. Ma queste cose non ve le dicono. Perché se te le dicono dici: ma com'è possibile allora? Perché se c'è una funzione scientificamente corretta, fisicamente corretta in termini di fisica quantistica, elettronica, elettrica, eccetera, tu dici: ma allora se io funziono in un certo modo, io sono il frutto di un'intelligenza di ordine superiore, quindi ho già dimostrato che Dio esiste. Se invece io sono frutto del caso, accetto che mi si dica così, vivo una vita caotica senza leggi, quindi vita senza leggi, accetto che io sono frutto del caso, ma se io do un ordine a tutte le cose, il caso non c'è più, quindi c'è un'intelligenza
che ha fatto tutto, un enorme progettista, il grande architetto, uso un termine massonico, io non sono massone, uso un termine massonico, il grande architetto che ha progettato e messo in essere questa straordinaria creazione, questo straordinario edificio cosmico che è retto da leggi ben precise. Infatti, ad esempio, gli angoli della natura e del corpo umano sono, secondo la progressione di Fibonacci, la sezione aurea e la matematica frattale. Cioè noi siamo matematica pura, infatti uno dei più grandi scienziati dell'era moderna, Einstein, diceva mica Dio uno che tira i dadi, cioè fa le cose secondo una perfetta matematica. Allora se noi siamo un'espressione matematica, se tutto il corpo umano, tutte le proporzioni sono secondo la sezione aurea, quindi secondo un rapporto specifico che grandi artisti del passato e grandi architetti del passato usavano per costruire i templi, per fare le statue. Leonardo da Vinci la sezione aurea l'ha messa dappertutto, anche nell'insalata, perché la faceva più saporita. Ecco, noi di tutto questo non sappiamo nulla, nelle scuole di tutto questo non ci viene insegnato niente, perché dobbiamo dedicare tutta la nostra vita a cose futili, perché se noi dedichiamo tutta la nostra vita a cose futili, noi siamo manipolabili e noi siamo gli schiavi che lavorano per i parassiti, delinquenti assassini che gestiscono le sorti dell'umanità. E sono pochissime persone, meno di 1000, e hanno in mano tutta la società umana e hanno in mano il 2% dei ricchi del mondo, hanno in mano la metà della ricchezza del mondo. È una cifra spropositata che se fosse divisa su tutti e 7 miliardi di esseri umani noi saremmo tutti ricchi. Quindi in questo momento noi siamo le vittime benestanti, perché quelle stanno molto peggio di noi, sono vittime, realmente vittime, della più grande rapina della storia dell'umanità, dovuta, grazie a che cosa? All'ignoranza. Allora noi, se vogliamo vivere pieni d'amore, dobbiamo fare quello che Cristo ci ha insegnato, cioè essere amorevoli, dare al prossimo. Vogliamo amore? Lo dobbiamo dare, non lo dobbiamo rubare. Siamo nella società del profitto, la dobbiamo far diventare la società dell'abbondanza, dando. Perché nel dare si attivano dei processi particolari, perché l'universo è una grande entità intelligente interattiva, legge di causa ed effetto. Perché esiste la legge di causa ed effetto? Anche nella scienza, azione e reazione. Perché è interattiva la materia, è interattiva l'energia, quindi io devo scoprire come funziona l'universo affinché lo attivo la sua reazione secondo il mio benessere. Quindi noi, siccome lo attiviamo al contrario, stiamo male e viviamo nella paura. Non avevo in programma di fare questo discorso, però quello che ha fatto Marina, quello che ho ascoltato, questi filmati mi hanno ispirato. Questo discorso è forse la cosa, tutto sommato, più importante che io vi potevo dire. Perché? Grazie. Perché questo? Perché metto nelle vostre mani lo strumento trino del funzionamento del nostro essere. Sapete come funziona il cervello? Il cervello funziona secondo una triade. Noi abbiamo bisogno di questa scienza per emanciparci e liberarci, perché è la verità che ci fa liberi. Il cervello funziona secondo questa triade: medita, deduci, determina. Meditare non in senso che è bello, ma è migliaia di anni che meditiamo, va sempre peggio, insomma qualcosa c'è che non quadra, manca qualche tassello, va bene? Meditare, cioè acquisire dati, quindi certezze, ragionare, meditare, quindi ragionamento, deduzione di una risposta dai dati, in base alla risposta ottenuta determinare una azione. Manca sempre l'azione. Noi non possiamo vivere di solo sentimentalismo. Noi dobbiamo interagire con l'universo che è interattivo con le azioni. La preghiera, cioè, non serve a nulla, c'è solo la meditazione su dati addirittura fasulli, perché non ce li abbiamo, i dati certi, non produce un cambiamento. Il cattolicesimo esiste da Cristo, 2000 anni che preghiamo, va tutto sempre peggio, non funziona, dobbiamo agire. Chiaro? Il bimbo ha fame,
denaro, lavoro, panino, e il bimbo smette di essere affamato. Io da genitore posso inginocchiarmi davanti al mio figlio, fare om, recitare il paternoster, tutto quello che volete, ma il panino non compare. Ho bisogno di un'azione pratica nello spazio-tempo perché siamo incarnati, forse di là funziona, qui no. Cioè posso meditare, fare l'om, recitare il paternoster che mi dà carica, beh, trovo lavoro, ma devo lavorare. Quindi la praticità della vita è un'altra cosa che ci hanno rubata. I politici non fanno il loro dovere, fuori dalle scatole. Sono 60 anni che non lo fanno, ci promettono sempre, ci prendono sempre per il sedere, non lo fanno mai. Cioè vivono parassitariamente del nostro lavoro. Quindi noi dobbiamo meditare, dedurre e determinare l'azione importante. Quindi Andrea e Chiara hanno visto, hanno meditato, hanno dedotto una risposta e sono andati a vedere. Hanno fatto un'azione e questo ha cambiato la loro vita. Quindi fino a che noi vivremo di concetti astrusi, ma non pratichiamo l'azione, quindi non costringiamo l'universo a risponderci, la nostra vita continuerà a essere un insieme di credo non meglio confermati, quindi opinioni fondate sul niente, e ce ne sono a non finire, ma la nostra vita continuerà ad andare male. Godremo di un momento di orgasmo che ci farà stare bene, ma se noi non riformiamo, in termini teologici si chiama ravvedimento. Vi siete mai chiesti ad esempio perché la Santissima Vergine, Cristo e tutti i santi compaiono ai cattolici e ci dicono ravvedetevi? Non compaiono agli islamici o a quelli che credono in Manitù, compaiono a noi, quindi siamo noi che andiamo male rispetto alla divinità che diciamo di adorare. Cioè in realtà la prendiamo per il sedere. Quindi noi abbiamo bisogno di ragionare sulle nostre paure, capire da dove vengono e risolvere le nostre paure con la conoscenza. La conoscenza deve essere sempre sperimentata, non può essere vissuta del relato. Quindi dobbiamo agire. Quindi quando il cretino di turno, che posso essere io, vi dice una cosa, non basta che io ve l'ho detta anche in modo convincente, la dovete sperimentare. Quindi gli extraterrestri, che sono società evolute che si permettono progetti grandiosi come quello di organizzare una gerarchia, strutturare le loro industrie, la loro società per inviare missionari attraverso immensi spazi cosmici per venire a portarci questo messaggio. Tutto quello che vi ho sciorinato è filosofia e scienza extraterrestre. Col cavolo che io sarei cambiato e avrei cambiato la mia vita e riformato, cioè ravveduto la mia vita per parlare ai miei simili e portare la buona novella. Se non l'avessi sperimentata, l'ho sperimentata e funziona. Quindi oggi sono una persona molto più sapiente e molto più felice. Sono infelice perché vedo la sofferenza terribile e i piani dei potenti che ormai siamo alle soglie di una terza guerra mondiale. L'ha detto anche Papa Francesco poche settimane fa. Ma noi non ci prestiamo orecchio, ma la stanno costruendo e sono già in fase avanzata. Avevo intenzione di mostrarvi alcune cose, però reputo che sia più importante questo, perché noi dobbiamo partire dalla cosa più importante. La cosa più importante siamo noi. Se sparisce ciascuno di voi, per voi l'universo ha cessato di esistere, tutto, Dio, affetti. Quindi voi siete la cosa più importante per voi stessi, quindi dedicatevi del tempo, non al corpo, all'io sono, perché l'io sono, che siete voi, sta morendo e non sa perché. È denutrito, è assetato, è affamato e non ha risposte, non sa che fare, vive nella paura. Ma se siamo dei figli di Dio, può essere un Dio che vive nella paura? Che gli manca? Che ti manca? La conoscenza, la sapienza. Nell'antichità questa dicotomia non c'era. Nell'antichità il sacerdote era anche lo scienziato. Perché? Ma se io sono colui che studia la scienza, non sono io stesso il cuore della scienza? Ci avete mai ragionato su questo fatto? Quindi se io sono il cuore della scienza, io sono spiegabile dalla scienza. Il mio io sono, che ragiona sull'oggetto, sull'oggettività, è esso stesso il protagonista dello studio. Quindi come può essere che io comprenda un oggetto fuori di me e non comprendo me stesso? È un'assurdità in termini. Giusto? Cioè attraverso il ragionamento logico-deduttivo noi ci possiamo trovare delle risposte, però non ci hanno abituato a pensare, ci hanno rubato anche questo. È finito il mio tempo? Avanti, avanti.
quindi io vi vorrei lasciare oggi, mi scuso con Silvano, ho preparato, potremmo stare qui per i PowerPoint che ho preparato per stasera a farvi vedere i cerchi nel grano, le astronavi, no, è bellissimo quest'anno, ci sono stati dei cerchi nel grano molto importanti che hanno messo l'accento sul Signore del mondo. Il Signore del mondo è l'incarnazione satanica che è un uomo oggi in carne e ossa e comanda il pianeta, quasi tutto, perché c'è una parte di pianeta, inteso di società, che gli sta sfuggendo di mano e incomincia ad avere dei problemini, questo Signore, dei problemini gravi. Ma i problemini di questo Signore si scateneranno ferocemente su tutti noi. Allora noi siamo in un momento di pericolo gravissimo, non perché perderemo il corpo, molto probabilmente, perché il pianeta che un essere vivo reagirà allo scempio che noi stiamo provocando, ma noi stiamo correndo un grave rischio perché rischiamo di perdere l'io sono. E l'io sono è molto importante, cioè siamo noi, io sono, ditevelo domani mattina o stasera stessa, rientrate a casa e vi guardatevi allo specchio, dici esisto, io sono. Noi sappiamo di esistere perché ci diciamo io sono, quindi guardatevi e ditelo io sono, io ho diritti, non ho solo doveri, io ho anche diritti, in quanto io esisto, ho diritti, perché mi vengono negati questi diritti? Perché io devo essere solo obbligato a pagare e mai, cioè tutto è un debito, io non c'ho mai un credito, ma io non ho solo doveri, ho anche diritti. Mi sembra che la Costituzione lo dice un sacco di volte che noi abbiamo il diritto al lavoro, non ce lo danno. Abbiamo il diritto alla casa, devi farti un mazzo così per averla. Ma se io ho un diritto e se io sono lo Stato, perché io mi devo prestare dalla BCE? I soldi sono già miei, io sono prepagato, perché in quanto io ho diritto all'esistenza in vita. Esisto, quindi ho diritto. Dove sta scritto che qualcuno me lo facesse vedere, che quello deve avere più acqua, più ferro, più cibo di me? Dove sta scritto? Perché tolleriamo questo? Visto che se facciamo un po' di conti c'è abbondanza, vedete il concetto di ricchezza e di povertà sono sbagliati, sono due estremizzazioni. Il concetto che esiste nell'universo è abbondanza, ce n'è per tutti, perché l'amore è espansione, l'odio è contrazione, quindi l'odio è povertà, l'amore è abbondanza. Va bene, mi hanno detto che c'è un'altra ora, siete stanchi? No! Allora vado avanti con la mia predica, perché la chiamo predica perché questi discorsi li dovevano fare coloro che sono stati incaricati dell'insegnamento della scienza sacra, sacra docens, sacerdote. Devo farlo io, che sono un ex ferroviere e un perito meccanico, ma mi pare giusta una roba così. Quindi cerchiamo di avere rispetto della nostra vita, del nostro essere, perché è molto prezioso, è una creazione divina. Invece della creazione divina ne abbiamo fatto scempio per 4 biglietti di carta colorata che non valgono nulla. Lo sapete che oggi l'euro è una moneta fiat, non ha nessuna copertura, c'è un coriandolo, è uguale. Se andate a vedere, dalla cartamoneta è sparito. Pagabili a vista al portatore, sparito. È sparito, la legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi. È sparito il titolo di chiunque, c'è una firma oggi, Mario Draghi, ma non c'è il titolo. Di fianco al numeretto, andateci a vedere, al numero di serie, che è una presa in giro anche quello perché i numeri di serie sono a casaccio, in modo che non si sappia quanti ne stampano, c'è la C di copyright, è una moneta privata. Moneta privata. Ma se io sono lo Stato, il popolo sovrano, il denaro è già mio, è lo Stato che deve stampare i soldi, perché i soldi non sono una ricchezza, così come il metro non è l'altezza. Il metro è il misuratore dell'altezza, i soldi sono il misuratore della ricchezza. Altro grande inganno, ci hanno rubato la ricchezza, creano artificialmente un debito pubblico, ci rubano l'industria, ci rubano la casa, ci rubano il territorio, eccetera, eccetera, eccetera. Vi siete mai chiesti l'Equitalia dove mette i soldi? Fate qualche ricerca e scoprirete delle cose interessanti. Allora, istituzioni che dovrebbero servirci sono diventate i nostri persecutori. Ma scusa, se io sono lo Stato e mi prendi le tasse
perché io ti ho assunto, come dice qualcuno, no? Io ti ho assunto per fare i miei interessi. Perché accetto che tu non li fai i miei interessi? Io ti devo sanzionare, i soldi non te li do più se tu non fai i miei interessi. Ma questo, ripeto, noi lo accettiamo perché siamo ignoranti. Noi siamo paurosamente, abissalmente ignoranti, e non lo dico come offesa, è una condizione. Noi viviamo sempre e comunque nella paura. Paura del vigile urbano, paura del carabiniere, paura delle tasse, paura di finire soli, paura delle malattie, paura di tutto. Ovviamente chi ha paura è manipolabile. Quindi noi vinciamo, lo ripeto, la paura attraverso la conoscenza. La conoscenza ci fa liberi, la conoscenza ci dà forza, la conoscenza ci dà coraggio e la conoscenza ci dà il potere che è già nostro. Abbiamo solo accettato che qualcuno ce lo rubasse. Tutti i giorni noi firmiamo un contratto occulto dove accettiamo di vivere nella paura e non facciamo nessun movimento per uscire dalla ruota del criceto. Può essere che la conoscenza sia amara e frustrante quando tu scopri in quale baratro di rapina e di inganno sei caduto, ma è il primo moto per la liberazione, perché fino a che permani nell'ignoranza potrai avere anche soldi, potrai essere ricco sfondato, ma in realtà tu al tuo io sono non saprai dargli nulla. È ricco Berlusconi, ricchissimo, un uomo molto potente, ma è un poveretto, non sa niente, morirà, è vecchio, quindi quanto può andare avanti ancora con quelle ragazzine? È finito il suo tempo, quindi l'io sono, che oggi si chiama Silvio Berlusconi, si troverà davanti alla sua morte e quel mausoleo che si è costruito nella sua villa, che gli servirà? Lì ci sarà solo una carcassa, ma il suo io sono, forse si troverà davanti a qualcuno e lui capirà che ha buttato via tutta la sua vita, magari commettendo atti gravissimi che gli costeranno, dove l'io sono si identifica, perché si vede che è eterno, lo vive, forse starà molto male e forse si pentirà di aver scelto delle priorità che hanno lasciato smagrito, smunto e assetato e affamato il suo io sono, che oggi si chiama Silvio Berlusconi. Ma questo discorso, lo ribadisco, può essere fatto a ciascuno di noi. Dedichiamo un po' del tempo che svendiamo per far sopravvivere la carcassa che morirà, un po' di tempo che dedichiamo per far passare il tempo, che ripeto è la cosa più preziosa che noi abbiamo, dedichiamola a noi, all'io sono, perché è la cosa più importante, perché siamo noi. Il corpo non va nell'altra vita, ci va l'io sono è padrone dell'eternità, ce l'ha sempre avuta in mano, semplicemente te l'hanno fatto dimenticare, ma l'eternità è nostra. E se noi ci riappropriamo dell'eternità nostra, che ci appartiene, noi cesseremo di vivere nella paura e saremo leoni imbattibili nell'arena della vita, perché dice io sono Dio e tu a me non mi imponi delle regole che sono inique e ingiuste. Questo è un discorso sano. Quindi usciamo dal credo e incominciamo a cercare di toccare con mano ciò che noi siamo e la vera realtà e le vere origini e le vere cause di ciò che sono i perni o i punti principali secondo il quale noi muoviamo le nostre vite. E il primo atto per arricchirci interiormente è la solidarietà, è aiutarci. Quindi se abbiamo paura andiamo a consolare qualcun altro che ha paura. Se abbiamo bisogno d'amore cerchiamo qualcuno che ha necessità più di noi d'amore. Si inverte il meccanismo, accadono cose meravigliose perché l'universo vi risponde e la vostra vita incomincia a trasformarsi. Non ce lo fanno mai fare, ci tengono paralizzati nei credo. Dio esiste, è un essere, è un'intelligenza, siamo suo frutto di un'intelligenza, quindi se Dio mi ha creato, non è assurdo che accettiamo che sia inconoscibile, ma se mi ha creato probabilmente il creatore è colui che è più affezionato alla sua creazione. Se io sono il pittore che ha fatto il quadro o la statua, io sono la persona più affezionata alla mia creazione, quindi se Dio ha fatto noi questa incommensurabile intelligenza, è ovvio che è affezionato a noi.
Non è lui che si è allontanato da noi, siamo noi che ci siamo allontanati da lui attraverso un insieme di dogmi astrusi che non vogliono dire un fico secco. Questa è la verità, cioè tutti i sistemi umani oggi esistenti sono sistemi di schiavitù, a partire dallo Stato italiano. Lo sapete un'altra cosa, una cosa curiosa? Noi siamo diventati repubblica con le votazioni dopo la seconda guerra mondiale, giusto? Lo sapete che la Italy Republic of è iscritta come società di diritto privato dal 1934 negli Stati Uniti d'America. Non è mai esistita un'Italia Repubblica, ci hanno solo preso in giro. L'Italia Republic of è registrata in America, alla SEC, che è la Consob americana. Quindi il Parlamento non è l'espressione della volontà del popolo, è un consiglio di amministrazione. Il capitale di questa SPA, chiamata Italy Republic of, andatevela a cercare sul sito della SEC, siamo noi. Quando ci registrano all'anagrafe i nostri genitori, viene emesso un bond di $2 milioni che vengono gestiti negli Stati Uniti. Cioè noi siamo un valore gestito da qualcun altro. Bella notizia, eh? Un bond, ciascuno di noi. Quando vi danno la carta d'identità, controllatevi tutti i documenti, è tutto scritto in lettere maiuscole. Ciascuno di noi è una ditta posseduta dalla grande ditta Italy Republic of. E avete un capitale sociale versato, generato dalla Banca dei Regolamenti Internazionali, di $2 milioni, che sono gestiti negli Stati Uniti. E siamo dichiarati al 7° anno di età presunti morti. Quindi, non avendo dichiarato la nostra esistenza in vita, noi siamo morti, cioè siamo merce, per questo ci imbarcano come merce. Eccetera, eccetera, eccetera. Potrei andare avanti molto su queste cose, però credo di avervi dato parecchi spunti di riflessione e voglio andare un attimo, però se c'è qualche domanda prima preferisco rispondere, perché ho chiuso questo ragionamento, questa meditazione collettiva che ho voluto, grazie a quello che ha fatto Marina, unire l'aspetto emotivo, emozionale molto importante, ma unirlo all'aspetto di coscienza, perché se sono questi due aspetti della nostra natura, coscienza ed emozione, se rimangono disuniti noi non ne veniamo mai a capo, li dobbiamo riunire, quindi noi dobbiamo avere l'emozione, ma anche la consapevolezza, se no non serve a nulla l'emozione, rimane morta lì, poi passa, veniamo di nuovo fagocitati dalla vita quotidiana e abbiamo bisogno di rinnovare l'emozione. Invece noi abbiamo estremamente necessità di far permanere l'emozione 24 ore su 24 nei nostri cuori per stare bene, cioè l'amore deve sempre traboccare dal nostro cuore. E come lo facciamo? Con la conoscenza. Emozione e conoscenza viaggiano insieme. Quindi Marina ha fatto una cosa stupenda, rompendo il muro emotivo che ci fa stare tutti così. Ma quello forse mi vuol fregare i soldi. Siccome non vi ha chiesto niente, Marina, brava Marina, l'ha fatto gratis. Quindi vi ha dimostrato che gratis si può dare dell'emozione e dell'amore. Io vi do elementi per far funzionare l'io sono nel ragionamento, mettiamo insieme le due cose, cacchio, funziona bene, lo voglio fare. Siccome Marina poi andrà da un'altra parte a fare le sue spiegazioni, allora io prendo al balzo il terzo elemento che mi ha ispirato, che è Andrea e la loro esperienza, e vi dico: fate così, date amore. Amore vuol dire essere solidari, perché l'emotività da sola non porta a nulla. L'emotività, quindi l'emozione d'amore, deve trasformarsi in un frutto d'amore. È inutile che io dica a mio figlio ti voglio bene e poi lo lascio morire di fame, nudo e ammalato. Quindi l'amore si deve esprimere in un'azione, quindi facciamo azioni d'amore che ci arricchiscono dell'emozione e ci fanno stare bene. Nel benessere interiore e nella conoscenza noi cominciamo a fargli un culo così a questi delinquenti. Non ci si ribella con le armi, le rivoluzioni non portano mai la vera libertà, anche perché la legge di causa-effetto, chi di spada ferisce di spada perirà.
La vera rivoluzione è il cambio delle idee, il cambio della conoscenza. Noi oggi non abbiamo bisogno, come pensano gli ufologi tradizionali, di nuove conoscenze sugli UFO. No, sarà peggio. Noi abbiamo disperatamente bisogno di conoscenze nel campo della spiritualità, ma non come credo, come scienza, cioè sapere cosa io sono, come funziona l'universo, perché esiste la legge di causa-effetto, che riverbera persino nella materia attraverso le leggi della fisica, perché l'universo è interattivo con noi, azione e reazione, azione e reazione. Quindi incominciamo a interagire a nostro vantaggio con l'universo e vi assicuro che l'universo vi risponderà e voi dopo qualche anno che farete questa sperimentazione guarderete al vostro vecchio io, alla vostra vecchia vita e direte non mi riconosco più, perché l'universo e queste leggi potentissime che governano tutto il creato hanno cambiato attraverso la mia azione consapevole, responsabile e amorevole, hanno cambiato la mia realtà esistenziale. Fatelo questo esperimento, anche per pura speculazione razionale, senza nessun... Io non amo nessuno, sono vuoto d'amore, però do un pezzo di pane a quell'affamato, un bicchiere d'acqua a quell'assetato e vedrete che miracolosamente in voi scaturisce qualcosa, perché noi, tutti noi, anche quegli assassini che adesso si comportano male, noi siamo il frutto dell'amore. Non siamo il frutto dell'odio, non siamo il frutto del sospetto, noi siamo il frutto dell'amore, quindi la nostra essenza primaria è amore, quindi manifestiamo le radici della nostra stessa esistenza in vita e scopriremo cose meravigliose. E qui chiudo questo discorso e passiamo alla parte bella, ma questa penso che fosse importante, spero che sia stata di gradimento per voi. Vedete, io ho fatto una battaglia con me stesso per abbattere la mia vecchia personalità piena di paure. Uno degli scogli più difficili, ad esempio, è stato lasciare le ferrovie dello Stato, perché era una vita garantita materialmente fino a che morte non mi avesse separato da questo corpo. Quando ho fatto il passo, ho avuto tanta paura. Oddio, non troverò lavoro. Oddio, nessuna donna mi guarderà più. Cioè, dopo che l'ho fatto mi è venuta la paura. Non è successo niente, sono sempre qui, so un sacco di cose. Oggi amo dire, che è una cosa molto bella per me, sui miei amici il sole non tramonta mai. Ce li ho in tutti gli angoli del mondo. Quindi i miei amici sono sempre illuminati dal sole. Bello. Chi l'avrebbe mai detto che un ex ferroviere poteva arrivare a questo? Ma è successo grazie ai frutti dell'amore, cioè del dedicare e del recuperare tutto il tuo tempo preziosissimo per te stesso, per il tuo io sono. Quindi, siccome il mio io sono, come il vostro, è frutto dell'amore, ho dedicato tutto il mio tempo alla conoscenza delle vere origini e del vero funzionamento dell'amore che siamo noi. E funziona benissimo, si attivano delle leggi potentissime che arricchiscono la nostra vita di cose meravigliose e inimmaginabili. Ve lo garantisco. Vedete, tutti gli schemini che ci hanno detto delle varie leggi, eccetera, non sono leggi assolute, sono leggi relative al modo con cui noi ci comportiamo adesso. Siccome ci comportiamo tutti secondo le leggi della paura, sembra che l'unica realtà conoscibile sia questa. Non è vero. La divina provvidenza è una legge, chiedi ti sarà dato, bussa e ti sarà aperto, un altro modo di esprimere che ha avuto Cristo della legge di causa ed effetto. Se io chiedo, l'universo mi risponde, è una legge, non è una cosa che va a culo, ci ho avuto fortuna all'universo, no. L'hanno chiamata anche legge dell'attrazione, però è monca la legge dell'attrazione, sapete quel libro che ha girato, le leggi americanate, ma è monco di una cosa, perché l'universo interagisce, ma non è solo amore, è anche giustizia l'universo. Quindi se tu esageri nell'approfittamento per fini egoistici della natura interattiva dell'universo, l'universo ti sanziona con una riequilibrazione, che noi chiamiamo giustizia di Dio. La giustizia di Dio qual è? È il riequilibrio
nei confronti del sopruso di pochi, noi, contro i diritti di molti, loro, perché loro hanno diritti, anche loro sono io sono, e il loro io sono non vale meno del nostro. Quindi o noi comprendiamo questo e ci attiviamo da noi per riequilibrare, se no le leggi della vita, le leggi dell'universo, si attivano per conto loro per difendere coloro che sono spoliati a causa della nostra indifferenza e del nostro egoismo, perché noi, se non reagiamo a questo, noi siamo complici. Non importa che sono lontani, lo sappiamo, lo vediamo tutti i santi giorni, eppure abbiamo accettato che i nostri politici firmassero i documenti per bombardare l'Jugoslavia, per bombardare la Libia, per bombardare l'Afghanistan, l'Iraq. Ma quella è gente reale, muoiono sotto le bombe. O non muoiono, Silvano, sotto le bombe? Non c'ero. Non c'era. Quindi dobbiamo stare attenti. Ma mi fido di te. Grazie. Per l'universo noi siamo complici di certe situazioni se noi non facciamo qualcosa, quindi attiviamoci perché siamo nel punto nel quale l'universo, cioè Dio, ma chiamiamolo universo, questa intelligenza, ha deciso che si è rotta le palle di questa situazione perché noi abbiamo di fatto creato una condizione di autodistruzione irreversibile e sono questi i messaggi più importanti che ci danno i nostri fratelli del cosmo. Bellissima la definizione che condivido in pieno, non sono alieni, anzi loro dicono alienati siete voi. Questo non lo dubbio. Allora, siccome ho fatto un ragionamento che potremmo, per quanto anomalo, definire teologico, andiamo anche nel campo diciamo, di aspetti della teologia classica, per scoprire che in realtà il discorso del contatto extraterrestre è presente, se è possibile abbassare la luce per cortesia, è presente anche nelle grandi profezie, cioè nel campo della mistica. Ad esempio, un segreto del messaggio di Fatima, che abbiamo scoperto grazie alle esperienze che ha avuto Giorgio Bongiovanni, dove la Vergine gli ha rivelato, quando lui ha avuto le esperienze da Fatima in poi nel 1989, che l'universo è abitato da un numero sterminato di civiltà superevolute che mettono in pratica già da migliaia e migliaia di anni i discorsetti e tanto altro che io vi ho fatto fino ad ora. Quindi nel messaggio di Fatima dice: in quel tempo, seconda metà del XX secolo, esseri cosmici verranno da lontani lidi dell'universo nel nome di Dio. Il termine teologico nel nome di Dio intende dire, cioè esseri che portano la conoscenza scientifica della legge, cioè sono messaggeri. Messaggero viene dal latino angelus, angelus viene dal greco angelos, quindi angelo non vuol dire uomo con le ali, angelo vuole dire messaggero di un messaggio, di una conoscenza nel campo delle leggi che governano la creazione. Non dei credo che governano la creazione, delle leggi. Siccome il segreto di Fatima parla di un periodo di grandissima crisi della società umana che intorno al XX secolo avrebbe raggiunto livelli intollerabili per le leggi che governano la creazione, quindi il segreto di Fatima ci dice che in un momento di gravissima crisi dell'umanità noi siamo visitati da esseri cosmici che tentano un contenimento e un risveglio di questa terribile deriva autodistruttiva che ha preso il genere umano. Andiamo a Nostradamus, quartina 1,91. Gli dei agli umani faranno apparizione, ai ciechi autori del grande conflitto che faranno primavera, cielo visto sereno, spade e lancia, che verso la principale mano sinistra vi sarà la più grande afflizione o costernazione. Allora, anche Nostradamus ci dicono che esseri superiori, che lui chiama dei, ma quindi sono nostri simili, perché Cristo ci ha detto: voi siete dei e farete cose più grandi di me, quindi esseri che hanno scoperto la loro deità molto prima di noi, perché a tutt'oggi noi non l'abbiamo scoperta, dicono che compariranno al mondo in un momento di un grande conflitto. Quindi di fatto ritroviamo i concetti del segreto di Fatima.
anche ai ciechi autori del grande conflitto, che sono ovviamente i potenti, conflitto che faranno in primavera in un giorno sereno dove scoppierà la guerra, spada e lancia. E questa guerra provocherà la più grande afflizione, la più grande costernazione, quindi la più grande distruzione verso la mano sinistra, quindi la parte occidentale del pianeta, cioè la società che patirà più di tutte gli orrori di questo conflitto mondiale sarà l'Occidente. Un altro interprete profetico inaspettato e insospettabile è Papa Giovanni. Quando nel 1935 Angelo Roncalli si trovava quale nunzio apostolico a Istanbul, in Turchia, ora è venuto fuori un libro da poco dove è emerso anche il nome di questo Papa dicendo che era un massone. È vero, Papa Giovanni era un massone, ma era di quella massoneria iniziatica, non era la massoneria deviata, che è un agglomerato di persone che si infiltrano, entrano in questi ambiti per fare business, fare affari e potere. In realtà la massoneria nasce come movimento esoterico, spirituale, che doveva tramandare di secolo in secolo contro la persecuzione della deriva del Vaticano che instaura la Inquisizione, il vero insegnamento segreto di Cristo. Quindi la massoneria ha questa origine. Poi in realtà degenera, perché i grandi massoni, ad esempio, questo è un dato che vi dico così, non è verificabile, ma emerge dalla storia, 3 grandi maestri massoni alle soglie della rivoluzione francese si incontrano in un sottoscala a Parigi e decidono che, vedendo loro, essendo dei profeti, degli iniziati, che la deriva della rivoluzione francese avrebbe generato l'illuminismo e quindi il concetto dell'ateismo da cui scaturisce che Dio non esiste, decisero che la massoneria si sarebbe corrotta, quindi diventando uno strumento di gestione e di promulgazione del potere e della sopraffazione, che i maestri iniziati non si sarebbero più incarnati nel tempio massonico, ma si sarebbero incarnati come persone comuni e l'iniziazione spirituale sarebbe stata data nelle vie del mondo. Di fatto, se vogliamo fare un parallelismo, oggi tra quello che ho fatto io, quello che ha fatto Luciano, quello che ha fatto Marina, noi vi stiamo dando una iniziazione, cioè vi stiamo introducendo nell'ambito di un tipo di conoscenza che la società vi occulta. E questi 3 grandi iniziati erano Louis-Claude de Saint-Martin, il conte di Saint-Germain e il conte di Cagliostro. E sapete chi erano questi 3 signori? Erano 3 apostoli. Louis-Claude de Saint-Martin, anzi no, uno diciamo apostolo a Latere, ma era Giovanni Battista. Il conte di Cagliostro era Giovanni l'Evangelista e il conte di Saint-Germain era Pietro, San Pietro. Perché se c'è la reincarnazione per noi, c'è anche per loro, non è che... Poi non voglio introdurre o diciamo approfondire questo argomento, ma la reincarnazione nel Vangelo tutt'oggi è ben presente, semplicemente non c'è il nome, ma si vede palesemente nell'incontro di Pietro con Nicodemo, siccome Nicodemo insiste nel chiedergli: ma maestro, com'è possibile che un uomo diventato vecchio torni nel ventre di sua madre? E Gesù gli spiega che deve rinascere in acqua e spirito. L'acqua è il 95% del corpo di un bimbo, quindi deve rinascere, l'acqua è la base della materia biologica, quindi deve rinascere in acqua, materia biologica, e spirito io sono. Mettiamo insieme, c'è un corpo fisico. E Nicodemo insiste, e Gesù si rompe un po' le palle e dice: oh, Nicodemo, insomma, te l'ho già detto, dovete nascere di nuovo. Andatevelo a cercare, sta scritto così, dovete nascere di nuovo. Oppure c'è l'annunciazione che fa l'arcangelo Gabriele a Zaccaria, dice: avrai un figlio e gli metterai il nome Giovanni Battista. In lui sarà lo spirito di Elia, ma Elia era già morto, quindi lo spirito di Elia si reincarna come Giovanni Battista. Anzi, la scrittura dice che prima della seconda venuta di Cristo Elia tornerà sulla terra, quindi si reincarnerà nuovamente, perché Elia è il precursore. E Elia era il Battista, quindi il Battista ha annunciato la venuta di Cristo 2000 anni fa e oggi la sta annunciando di nuovo, perché Elia
cammina sulla terra. Papa Giovanni quindi in questa cerimonia iniziatica, in questo rito iniziatico, va in uno stato alterato di coscienza e vede il futuro del mondo. Le sue profezie sono contenute in questo libro, che trovate a tutt'oggi, si può comprare, e per quanto riguarda il contatto cosmico dice: sempre più numerosi segni, le luci nel cielo saranno rosse, azzurre, verdi, veloci, cresceranno, qualcuno viene da lontano, vuole incontrare gli uomini della terra. Siamo nel 1935. Incontri ci sono già stati, ma chi ha visto veramente ha taciuto. Ma come? Il futuro Papa ci dice nel 1935 che vengono gli extraterrestri e addirittura che incontri ci sono già stati, ma l'ufologia nasce 12 anni dopo, nel 1947. Dopo, intorno agli anni 2000, noi assieme al Centro Ufologico Nazionale, Alfredo Lissoni, Roberto Pinotti, eccetera, scopriamo che un disco volante cadde in Lombardia nel 1933 e poi se lo portò Hitler in Germania. Addirittura Alfredo, che è un bravissimo ricercatore, ha scoperto l'hangar nella zona di Varese dove questa navicella spaziale fu custodita. Cercate su internet X-File fascisti e troverete un sacco di roba. Ecco perché il Papa dice che incontri c'erano già stati, perché Mussolini, che farà uno strano discorso dicendo che potremmo essere invasi dai marziani, nel 41 se non erro, perché li avevano toccati con mano i dischi volanti. Altra profezia importantissima, la profezia del codice Dresda dei Maya. Guai a voi della terra. Il codice Dresda è esistente, è custodito a Dresda in Germania, c'è una pagina, vedete, dove c'è un disegno che è questo, dove c'è la morte seduta su un trono di ossa, forse qualcuno di voi l'ha già vista nelle mie conferenze, che ammonisce l'umanità. E la profezia dice: guai a voi della terra, cioè vivrete un'epoca di guai e sarà il tempo della fine dei cavalieri giaguar, che sono i distruttori della vita, i predatori, cioè quelli che io ho chiamato parassiti. È l'inizio di una nuova era che sorgerà sulle ceneri della precedente. La vecchia era, cioè la vecchia società, crollerà e verrà distrutta. Sarà il tempo dell'incontro con i signori delle stelle, cioè coloro che governano il viaggio interstellare. La profezia indica una data, l'11 luglio del 91, è un evento astronomico, un'eclisse, e dice che l'11 luglio del 1941, sopra il Messico, quindi un vecchio territorio Maya, ci sarà una manifestazione extraterrestre che indicherà da quella data l'inizio della fase finale che porterà al contatto tra noi e loro, cioè tra noi e i nostri fratelli cosmici che sono qui in missione salvifica per cercare di salvare il salvabile. L'eclisse c'è stata, così come i Maya avevano previsto, proprio l'11 luglio del 91, e c'è stata la manifestazione di un disco volante che è stato ripreso da oltre 100 telecamere di tutte le persone che erano uscite in strada o nei tetti delle case per filmare l'intervista. Quindi oggi siamo in una fase avanzatissima del contatto, siamo arrivati ai sorvoli, ma è una parte che salto perché voglio concludere questa mia lunga presentazione, introdurre l'altra persona che è Giorgio, o Giovanni. Siamo al sorvolo di aeroporti, al sorvolo di grandi città, New York, Santiago del Cile, Lima, Roma, da poco in Colombia, e siamo ai blocchi di aeroporti, cioè azioni tangibili, oggettive, nella nostra realtà quotidiana, perché siamo sulle soglie di una situazione gravissima a livello globale, con il rischio di una terza guerra mondiale che è già in fase avanzata di preparazione, perché gli Stati Uniti d'America, che sono lo Stato più fallito del mondo, sono ormai oltre il 250% del PIL di debito, quindi irrecuperabile, stanno facendo di tutto per provocare la Russia attraverso la destabilizzazione dell'Ucraina. Intercettazione di Victoria Nuland, segretario generale per gli affari europei, che è stata intercettata e ha detto che l'America ha già speso 5 miliardi di dollari per destabilizzare l'Ucraina. Perché destabilizzare l'Ucraina? Per costringere la Russia a una reazione, in modo da poter vendere la reazione russa come attacco e poterle fare la guerra per bruciare i libri contabili e rilanciare il nuovo secolo americano attraverso il rinnovamento dell'industria bellica americana che venderà armi a tutto il mondo
in una terza guerra. L'hanno già fatto con le 2 guerre mondiali, l'hanno fatto facendo le guerre negli altri paesi, Iraq, Afghanistan, Corea, Vietnam, sempre così gli americani si sono pagati il loro benessere, che 6 volte quello europeo. A tutt'oggi la benzina in America costa 45 centesimi di euro, noi la paghiamo quasi 2 euro. Questo discorso, di cui ha già dato nelle settimane passate anche Papa Francesco, ne ha già parlato, ha detto: siamo nella terza guerra mondiale, solo che per ora si combatte a pezzetti, ma l'America sta spingendo come una forsennata, ovviamente i nostri media e quel gruppo di lerce prostitute che si chiamano giornalisti, che sono al soldo di questi delinquenti, non ci dicono. Siamo già in una fase avanzata della preparazione, ci sono ingenti spostamenti di armi nucleari in America, ci sono ingenti investimenti per le armi nucleari, Obama ha stanziato non so quanti miliardi di dollari per il rinnovamento di tutto l'armamento atomico, quindi siamo in una situazione di gravissimo pericolo e i media ci tacciono tutto perché sono dei venduti. Allora, novembre... Allora, con Giorgio abbiamo vissuto, che tra poco arriva, ha vissuto lui, io sono stato spettatore, una importante esperienza legata al segreto di Fatima, di cui abbiamo visto e contenuto anche il discorso del contatto extraterrestre. Allora, quest'anno esce questo libro, ad aprile, Un cammino sotto lo sguardo di Maria. Nel volantino pubblicitario c'è scritto: destinatari a chi intende realizzare il proprio cammino sotto lo sguardo di Maria o entrare nel cuore del segreto di Fatima. Allora, come tutti sappiamo, il segreto di Fatima fu rivelato nel giugno del 2000, questa è la visione, per ordine del Papa, ma diretto da Angelo Sodano, che era l'allora segretario di Stato, e divulgato dal cardinale Ratzinger e dal cardinale Bertone. Ora, una cosa che non è stata ben spiegata e detta molto poco è che in realtà sia Ratzinger che Bertone non hanno spiegato ciò che era realmente il segreto di Fatima, ma hanno spiegato solo ciò che il potere politico al quale soggiace il potere spirituale rappresentato da Ratzinger, quindi è lui che ha deciso cosa bisognava dire e cosa non bisognava dire. Infatti questo discorso diventa eclatante nel 2010, quando Papa Benedetto, in pellegrinaggio a Fatima, dice: non si illudano coloro che pensano che il segreto di Fatima si sia concluso, che era quello che avevano detto nel 2000. Quindi a chi si sta riferendo Papa Benedetto? Si sta riferendo a coloro che l'avevano obbligato a dire questa menzogna. E dice ancora Papa Benedetto nel 2010: il segreto di Fatima accompagnerà l'umanità fino alla fine dei tempi. E dirà ancora Papa Benedetto: speriamo che questi 7 anni che ci separano dal 2017, centenario delle apparizioni di Fatima, possano vedere finalmente il trionfo del cuore immacolato di Maria, che avviene con la seconda venuta di Cristo. Quindi Papa Benedetto si pente di ciò che aveva fatto e lancia queste verità smentendo se stesso, ma in realtà lui lo fa perché si sta riferendo a chi l'aveva obbligato a mentire. Viene pubblicato quel libro e in questo libro c'è una parte sconosciuta a tutti del terzo segreto di Fatima, perché vedete nella visione c'è una montagna, ci sono delle città distrutte, ci sono dei militari che sparano, quindi c'è una guerra, e ci sono persone civili e del clero che cadono. C'è un uomo vestito di bianco, quindi il Papa, che sale faticosamente la montagna, sopra la montagna c'è una croce di tronchi grezzi, 2 angeli ai lati, poi un angelo della giustizia, perché c'è la spada di fuoco pronta a scagliarla sul mondo, e c'è la mano della Santissima Vergine che lo trattiene. E questo angelo grida: penitenza, 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 cioè ravvedetevi. Quindi è legato tutto il discorso che vi ho fatto. Ma la conclusione del segreto di Fatima viene pubblicata in questo libro ad aprile di quest'anno.
pagina 290-91, c'è anche in italiano come avete visto. Nel 1944 Lucia le viene ordinato dal suo vescovo di vergare su carta, cioè di scrivere il terzo segreto. La Santa Vergine le aveva detto a Lucia: devi obbedire ai tuoi superiori, perché Lucia è stata veggente tutta la vita, quindi lei ha avuto apparizioni tutta la sua vita, cioè ha avuto il conforto e la vicinanza della Santissima Madre. Quindi lei, quando il vescovo le ordina di scrivere il segreto, va in crisi, perché dice: è vero che la Vergine mi ha detto di obbedire, però lei non mi ha detto niente, non mi ha ancora autorizzato a scrivere. Quindi che accade? Decide di obbedire, si mette a scrivere il segreto e la mano incomincia a tremarle così violentemente che non riesce a scrivere. Prova a scrivere qualcos'altro, tutto a posto. Al che, dice questo libro biografico scritto dalle sue consorelle, perché Lucia è morta alcuni anni fa, verso le 16 del 3 gennaio del 1944, nella cappella del convento davanti al tabernacolo, Lucia chiede a Gesù di darle conoscenza della sua volontà, cioè se deve scrivere il segreto o meno. Sento allora, dice Lucia, che una mano amica, affettuosa e materna, mi tocca la spalla, quindi compare la Santa Vergine e la tocca, quindi è un'apparizione fisica. Le appare nella sua cella, dentro il convento, perché Lucia era già suora di clausura. È la Madre del Cielo che le dice: stai in pace e scrivi, questa frase è molto importante, scrivi quello che ti comandano, non però quello che ti è stato dato di comprendere del suo significato. Quindi qui, in questo libro, c'è la conferma che quella visione fu spiegata ai pastorelli, che cosa significava. Ma il Vaticano ha divulgato la visione, ma non la spiegazione che dopo il 1944 Lucia, che diede al vescovo che la mandò in Vaticano, poi Lucia scriverà anche la spiegazione della visione teologica che ovviamente i 3 bambini ignoranti non potevano comprendere. E la Vergine lo conferma, che lei gli ha spiegato il significato di quella visione, che a tutt'oggi noi non conosciamo. Cioè lo conosciamo perché esiste la versione diplomatica, ma non perché il Vaticano abbia divulgato il messaggio, intendendo infatti alludere al significato della visione che la Vergine stessa le aveva rivelato. Quindi la Vergine spiega a Lucia e ai pastorelli che cosa significava quella visione teologica simbolica che è la montagna, la croce, gli angeli e così via. E dopo sente: lo Spirito è inondato da un mistero di luce che è Dio, e in Lui, in questo spirito, lei ha una visione del futuro. Vi ricordate la spada fiammeggiante? Ebbene, la punta della lancia, come una fiamma che si stacca, tocca l'asse della terra. La terra trema. Montagne, città, paesi e villaggi con i loro abitanti sono sepolti, cioè c'è uno spostamento dell'asse del pianeta. Siccome la terra gira intorno al proprio asse, questa è astronomia elementare, a 1600 km l'ora. La Terra gira intorno al Sole a 104.000 km orari. Considerate, per avere un'idea, che un proiettile esce dalla canna della pistola a 400 km orari. Quindi la Terra gira più veloce del suono, intorno a se stessa, e gira alla bella velocità di 104.000 km orari intorno al Sole. Ci sembra tutto fermo, ma perché tutto è in perfetto equilibrio. Rompiamo questo equilibrio e si scatenano forze inerziali titaniche, perché tra l'altro la fisica del pianeta Terra non è quella di un corpo pesante, è la fisica del giroscopio, a causa del liquido che la Terra ha. Allora la fisica del giroscopio ci insegna che quando una forza esterna colpisce il giroscopio ha una reazione di incameramento di quella energia, quindi muta il suo equilibrio, muta la sua condizione di equilibrio incamerando quella forza e lo cambia l'equilibrio. Quindi la Terra fa lo stesso, viene toccata da qualcosa e c'è lo spostamento dell'asse che scatena un terrificante tsunami, perché la Terra è fatta al 75% di acqua, degli oceani, e la deriva dei continenti che vengono sommersi, addirittura dice persino montagne, città, paesi e villaggi con i loro abitanti sono sepolti, il mare, i fiumi e persino le nubi escono dai loro limiti, traboccano, inondano e trascinano con sé in un turbine case e persone.
in un numero che non si può contare. E qui c'è la spiegazione di tutto il discorso della legge di causa-effetto, di quei bambini che muoiono di sofferenze atroci dovute al nostro benessere, che è un furto e una rapina delle multinazionali, dove noi che siamo gli schiavi lavoriamo e prendiamo le briciole, ma dove i capi del mondo si arricchiscono in modo smisurato con la nostra indifferenza e complicità. E la visione lo dice. È la purificazione del mondo dal peccato nel quale sta immerso. L'odio, l'ambizione provocano la guerra distruttrice. Dopo ho sentito nel palpitare accelerato del cuore e nel mio spirito una voce leggera che diceva: nel tempo una sola fede, un solo battesimo, una sola Chiesa, santa, cattolica e apostolica, non romana. Non c'è la parola romana. Quindi, siccome apostolica è una chiesa dove al popolo viene annunciata la novella, quindi sta parlando della conoscenza delle leggi dell'Io sono. E poi nell'eternità, le dice la Vergine, il cielo. Questa parola cielo riempì il mio cuore, dice Lucia, di pace e felicità, in tal modo che, quasi senza rendermi conto, continuai a ripetermi per molto tempo: il cielo e il cielo. Chi viene dal cielo, scusate? Oltre agli esseri divini, non vengono i nostri fratelli cosmici? Quindi il cielo è la salvezza per noi, attraverso non il fatto che prelevano la nostra carcassa e la ficcano su un disco volante, non è questo che ci cambia, non è il fatto che noi avremo la prova provata che non ci daranno comunque mai né gli scienziati, né i militari, né la politica e tantomeno l'esercito, non ce la diranno mai la verità, quindi quello che l'ufologia classica sta cercando di fare è una mera illusione. Il riconoscimento scientifico delle prove extraterrestri non ce lo daranno mai, ce le dobbiamo trovare da soli, perché quel modo di fare è il segno di una totale mancanza di comprensione di come funziona il sistema dove viviamo. Quindi l'ufologia ha fallito nel suo compito, si deve rivedere anch'essa, perché non ci ha dato risposte. Le risposte ce le abbiamo già, sono qui e ci sono quintali di prove che lo provano. Noi abbiamo bisogno di questo tipo di conoscenze nel campo dell'etica e dell'Io sono, se vogliamo avere qualche speranza. Quindi nell'eternità il cielo, quindi il cielo c'è nella profezia, dal cielo arriva la salvezza, e questo ci conferma quello che vi ho fatto vedere all'inizio, cioè in quel tempo esseri cosmici verranno da lontani lidi dell'universo, cioè dal cielo, nel nome di Dio. Ovviamente non lo poteva dire Lucia. Allora che succede? E qui entra in gioco Giorgio Bongiovanni. Succede che quest'anno è stato il 25° anniversario delle stimmate di Giorgio, 2 settembre 89 e 2 settembre 2014. Subito dopo che Giorgio scopre l'esistenza di questo libro con questa profezia, ha un'apparizione della Vergine che gli dice: devi venire a Fatima di nuovo davanti alla quercia. E si sente Giorgio ispirato a cercare di incontrare la suora che ha scritto il libro, che è stata aiutata dalle consorelle, però c'è un personaggio principale che è autore di questo libro, che ha l'imprimatur del vescovo. Com'è che il vescovo dà l'imprimatur a un libro che, scusate la parolaccia, sputtana il Vaticano? L'idea che Giorgio ha, e che io penso sia vera, è che dietro c'è la longa manus del Papa Emerito, che ha detto: mi dimetto perché non ho più la forza di lottare per rinnovare la Chiesa. Allora è entrato Papa Francesco, ma tutte e due stanno lavorando, e lo vediamo come questo Papa sta facendo grossi tentativi di riformare la sua Chiesa. L'altro giorno ha detto: basta soldi per le messe e le funzioni religiose. Basta, scusa. Allora si sente ispirato Giorgio a cercare di fare questo incontro. Chiama un amico che parla portoghese, dice: chiama al monastero, presentati come giornalista a mio nome e chiedi un'intervista a questa suora. Gli viene dato il numero personale della Madre Superiora a questo nostro amico, che è anche un mio amico, e la Madre Superiora gli dice: guardi, sono in molti da quando è uscito questo libro che chiedono questa intervista, ma noi non l'abbiamo concessa a nessuno. Dice: però a voi ve la diamo. Ah, grazie madre, dice questo amico, grazie madre. Quando dobbiamo venire? Quando ci dà il permesso di incontrare
la sorella che ha scritto il libro, dice dovete venire il 2 di settembre alle 10 di mattina. Come il 2 di settembre? Questo amico lo dice a Giorgio, dice ma come il 2 di settembre? La Madonna mi ha detto devi venire a Fatima il 2 di settembre, dice è possibile che sta suora ti dice proprio quella data? Magari hai capito male, dice no Giorgio, guarda io, no, richiama perché voglio essere sicuro. Il nostro amico richiama e dice sì, alle 10 di mattina del 2 di settembre vi aspettiamo al monastero. Quindi siamo partiti un gruppetto dall'Italia, questa è una foto che ho scattato io con il mio cellulare, siamo, vedete, questo è l'ingresso del monastero di Coimbra, c'è questo grande, opera artistica fatta con mattonelle pitturate dove c'è Lucia dos Santos, la Santa Vergine, questo è Giorgio, io gli sono dietro assieme a questo comune amico e stiamo entrando nel monastero per intervistare la suora. L'intervista è stata fatta, la sorella Sofia si chiama, una sorella giovane, gentilissima, è comparsa al di là di una grata perché come monache di clausura non possono avere contatti diretti col mondo esterno, e ha rilasciato a Giorgio una importantissima intervista dove lei conferma l'originalità del libro, di questa profezia, e ci dice una cosa assurda: è una profezia che la Madonna aveva chiesto a Lucia di tenere segreta a tutti, quindi non c'era fino all'uscita del libro nessun vescovo, nessun cardinale, nessun papa che sapesse di questa profezia. E Giorgio le ha chiesto, ma è il Vaticano? Dice, ma adesso si pronunceranno, però ormai la mina è stata tirata, non la possono più occultare. Quindi la volontà della Santa Vergine, vedete, si è tutelata nel tempo dai serpenti traditori che hanno occupato la nostra Chiesa facendone scempio. Così come è stato occupato il nostro Parlamento, così come è stato occupato il nostro Stato da delinquenti che stanno facendo scempio della nazione e della nostra vita. Uguale, stessa cosa. Quindi un aspetto di questa chiamata che Giorgio ha a Fatima per il 2 di settembre si compie, però Giorgio sentiva anche che ci sarebbe stato un segno importante. Intanto abbiamo girato, non era mai stato fatto, questo è Giorgio che racconta nel luogo dove è accaduto quello che gli successe a 26 anni lì sulla piazza di Fatima. Allora, io il 2 di settembre del 1989 mi trovavo qui e ho avuto la visione della Madonna, la quale mi aveva promesso un segno, ma io non sapevo di che cosa si trattasse. A un certo punto l'ho vista spostare, vedevo questa figura soprannaturale, la Madonna, che si spostava, e io camminavo con la testa alzata, così vedevo finché lei ha fatto tutto un giro a 180 gradi e qui ho ricevuto le stimmate. Questo posto esatto. Siamo stati fino a tarda notte sulla piazza di Fatima, Giorgio girava, sono accadute varie cose, sono stati dei segni importanti della presenza della Santa Vergine. Siamo andati via dalla piazza che ormai stavano spegnendo le luci principali, quindi verso mezzanotte. Il giorno dopo, la mattina, Giorgio ha sentito la chiamata di Cristo per la sanguinazione ed è accaduto questo che adesso vediamo. Luce per cortesia.
le riprese le ho girate io. Allora, è comparsa di nuovo la croce di sangue sulla fronte di Giorgio, è rimasta 8 giorni visibile, poi, così come è comparsa dalla sera alla mattina, che siamo andati via la notte, tutto normale, l'indomani mattina, boom, il segno. Quindi vedere il divino agire nella materia in questo modo conferma quello che vi ho detto prima. Dio è anche oggettivo, magari a Lui non lo vediamo, ma la sua presenza è tangibile in questi segni. E quando la croce gli è scomparsa a Giorgio, poi tra poco lo vedrete, non gli è rimasta nessuna cicatrice, niente, così, puff, con la materia, questi esseri fanno quello che vogliono, non hanno nessun problema di nessun tipo. Ora, questa profezia è emersa e praticamente mesi fa Giorgio aveva ricevuto sempre dalla Santa Vergine un messaggio dove la Madonna, adesso vediamo se lo trovo qui, che è molto lungo il PowerPoint, c'è tutta una disamina delle varie cose, le stazioni russe e così via, eccolo qui, l'11 maggio, quindi il mese della Madonna, la Vergine annuncia che ha lasciato libero il braccio di Cristo, di suo figlio. Ho lasciato libero il braccio di mio figlio, la volontà del Padre Santissimo Adonai sarà fatta. Il seno del mio amore materno ha fatto quanto doveva fare per dare speranza e amore a un'umanità senza vita e senza fede. Senza vita perché l'Io sono langue nella bara corporea a cui noi abbiamo dedicato tutta la nostra attenzione. Senza vita e senza fede. Custodirò le mie figlie e i miei figli sotto il manto materno del mio cristico amore. Sì, ho lasciato libero il braccio divino della giustizia, quindi quell'angelo che aveva la spada la sta scagliando sul mondo, che è il simbolo teologico della giustizia di Dio, per porre equilibrio laddove noi abbiamo generato, attraverso l'indifferenza e la complicità coi distruttori del mondo, questa devastazione dell'intera creazione terrestre. Affinché i giusti, i buoni, gli eletti possano ereditare il regno di Dio in terra, quindi la buona novella che ci sarà non solo una sopravvivenza, ma ci sarà un regno di Dio in terra. Che significa il regno di Dio? Significa una società dove tutte le strutture sociali, quindi politica, economia, se ci sarà ancora politica, io credo di no, scienza, eccetera, eccetera, saranno strutturate in base alla conoscenza delle leggi della vita. Come ci può essere, vi faccio questa domanda, non solo una vita felice, ma un buon governo di gente ignorante che non sa niente delle leggi della vita? Come possiamo noi affidare il nostro destino a gente che non sa nulla della morte, che non sa nulla della legge di causa-effetto, che non sa nulla del perché noi esistiamo? Non ci potrà mai essere un buon governo, è un'illusione, una menzogna. È sbagliato. I governanti devono essere scienziati e saggi che hanno conoscenze scientifiche perfette nel campo della reale natura della vita. Ecco perché la storia dell'umanità è un fallimento continuo, perché mai questa scienza ha preso potere e ha governato i popoli. Sempre i delinquenti, gli assassini, i corrotti, i guerrafondai hanno governato con la nostra complicità. Chiudo con, quindi la Santa Vergine annuncia questo discorso, la salvezza di coloro che hanno messo in pratica ciò che Cristo ci ha lasciato come mandato. E cosa ci ha lasciato Cristo come mandato? Ama il prossimo tuo come te stesso, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Infatti gli eletti gli dicono a Cristo: ma perché tu ci hai eletto? E lui dice: perché mi avete dato da mangiare, da bere, ero infermo, mi avete visitato. Dice, e quelli dicono: ma chi ti ha mai visto a te? Dice: ma quando voi l'avete fatto ai poveri, dargli da mangiare, da bere, vestirli,
l'avete fatto a me. Quindi questo mandato ci ha lasciato Cristo. Bene, Giorgio è arrivato, volevo lasciarvi anche con un cerchio nel grano, bellissimo, che annunciava queste cose, che è un cerchio del numero della Santa Vergine, che è il 555, che si contrappone al numero della bestia o dell'anticristo, che è il 666. Adesso ve lo faccio vedere. 666 ce l'ho nel cellulare. Tiralo via. 3, Eccolo 4, qui. 6, 6, 6. Abbiamo una triplice triade di cerchi, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, quindi un primo 5, 1, 2, 3, 4, 5, un secondo 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, il numero della Santa Vergine. Significato teologico molto importante, chiudo con questo. Questo è il diagramma del cerchio, quindi una costruzione perfetta dal punto di vista geometrico, ed è, come ho detto, il numero della Santissima Vergine, che si contrappone al numero dell'antico serpente che lei schiaccia sotto i suoi piedi. Quindi è il simbolo, questo cerchio nel grano, che in questo momento siamo nel clou della battaglia teologica e spirituale, ma anche umana, tra la divinità e l'anticristo, che domina il mondo, ovviamente, che mi sembra evidente. Infatti vediamo che le mezzelune che sono presenti nel cerchio sono uno degli elementi artistici, diciamo, presenti nella rappresentazione della Immacolata Concezione. Al centro della stella abbiamo il pentagono rappresenta la forza ed è al centro della figura, quindi la forza della Santa Madre che si espande. Infatti non è un caso che l'istituto dove viene comandata la forza militare statunitense ha la forma del pentagono, perché genera un'energia che rappresenta la forza con cui gli Stati Uniti d'America, grazie alle loro armi, hanno schiavizzato per decenni il mondo, attraverso tutte le truffe che hanno fatto, e che il fatto che la forza sia di natura divina lo troviamo nel simbolo del cerchio, che è al centro del pentagono e al centro dell'intera figura, perché il cerchio rappresenta la perfezione e il divino, che si contrappone appunto al numero della bestia, che è il 666. Quindi era stato annunciato dai cerchi nel grano. I cerchi nel grano sono un messaggio che questi esseri ci lasciano, e parla su vari livelli. Quindi Luciano ve ne ha spiegato un aspetto che è deducibile, diciamo, nell'interazione diretta di ciascuno di noi con la figura, ma c'è un aspetto principale che è universale, quindi non ha interpretazione in relazione alla lingua, perché poi dobbiamo verificare se uno è inglese, tedesco, australiano, irlandese o, che ne so io, indiano, se poi corrisponde. Quindi è un linguaggio che si adatta e si differenzia, potrebbe dare la stessa cosa a seconda della lingua, ma il linguaggio del simbolo è universale. Quindi l'interpretazione dei cerchi nel grano, al di là di quella, deve essere anche nel simbolismo, perché queste figure, questi simboli hanno significati universali in qualsiasi parte del mondo, in qualsiasi parte dell'universo. Quindi parlano a tutti allo stesso modo e affrontano un discorso che riguarda il grande tema del futuro, del presente e del destino dell'umanità. Chiamo Giorgio. Giorgio, ci sei? Dov'è? Non lo vedo. Chiamo Giorgio qui, possiamo accendere le luci, ho finito, vi ringrazio. Grazie Silvano. Carne a fuoco ne ho messa tante, quindi scatenatevi adesso con le domande con Giorgio, perché lui vi potrà spiegare di tutto di più su tutto quello che io vi ho detto. Vi ricordo comunque, facciamo del bene. Questo riempirà la nostra vita, facciamo del bene.